Si era fermato un attimo, giusto il tempo per chiedere un'informazione ad un ciclista che passava dall'altro lato della strada. Al momento di fare ritorno e risalire sulla sua vettura è stato però centrato da un furgone che procedeva in direzione di Casale sul Sile. Il dramma si consuma poco dopo le 11 di questa mattina, lungo la Jesolana. Ho sentito solo il ragazzo che gridava, niente di più. Il ragazzo del furgone? Sì, che è uscito chiedeva aiuto. Allora siamo usciti da qua, da quella casa di là e basta. Ma ha visto niente. Il giovane ha immediatamente chiesto aiuto, attirando le attenzioni dei residenti che hanno chiamato i soccorsi. Facendo ritorno verso la propria Scenic, che è rimasta parcheggiata davanti al cancello dell'abitazione, Ziliotto non si è accorto dell'arrivo del furgone che lo ha travolto. L'impatto con il vetro del mezzo condotto da un ventenne veneziano è stato violentissimo. Per l'uomo non c'è stato purtroppo nulla da fare ed è stato sbalzato a qualche metro di distanza, immediatamente sottoposto all'alcol test che ha dato esito negativo. Il ragazzo è stato sentito dai vigili urbani e dei carabinieri che hanno provveduto a rilevare l'incidente e a far defluire il traffico estremamente sostenuto in quei minuti prossimi a mezzogiorno. All'arrivo dei soccorritori del 118 per Francesco Ziliotto, il pensionato di 78 anni originario di Paderno del Grappa dove viveva in via Europa, non c'era già più nulla da fare. Toccherà invece alle forze dell'ordine ricostruire con precisione la dinamica e stabilire eventuali responsabilità da parte del conducente del furgone. L'uomo, ora in pensione ma con un passato da falegname, era estremamente conosciuto e apprezzato nel comune della Pedemontana. Lascia la moglie Silvia e i figli Antonio ed Eola.